opportuno trovare le attività che si sviluppiamo tutti quanti. Assolutamente, assolutamente. Intanto questa sfida delle certe la chiamata 2006 è veramente una competizione molto seguita a livello di soprattutto dal mondo del percorso. Allora, così in generale, proprio per introdurci in questa strada, vorrei innanzitutto ringraziare quelli che sono che hanno e che supportano il Palio di Terre e che in generale anche poi a cui dobbiamo il riconoscimento di questa sera, in particolare Eco Studio Ambiente e Niente. Allora, la serata si svolgerà in 3 fasi, questa è la novità del 2023. Avremo una prima esibizione AIDE che non è valutata dalla giuria, poi per la prima volta l'esibizione di coppia ed infine avremo la grande squadra. I premi sono sempre gli stessi, quindi avremo un premio per il miglior Campolini, avremo il premio che quest'anno è dedicato alla Maria Cristina Masocco per gli spazioratori e infine avremo il premio comunità. Guardo il capitano, il nostro ceremoniere, e mi dice che siamo pronti, quindi iniziamo. Facciamo un applauso ai quartieri che stanno per iniziare a cantare. Vi vedremo in cambio il nome della replica, e quindi entriamo per primo il quartiere Castello, il quartiere del Leone Dorato. I colori dell'emblema che contraddistinguono il quartiere sono della famiglia Nobile Brigati. Leone, oro rampante, a sinistra in campo azzurro. Il quartiere si estende dalla piazza maggiore della cittadella alla casa di Urete, con l'antico castello del Torino e tutto il versante nord-orientale del Colle delle Cate. Nel quartiere risiedevano le antiche famiglie nobili, Piccone, Luca, Libertà, Capri e Taglio. Attualmente comprende la zona da via Comune, via Angeletta e via Cusinato, oltre alle altre via Sole, Capri, Asene, Bellai, Villa Luna, Vigliuri e Interno. Il quartiere Castello ha conquistato nella storia 14 pali della città di Terre e quindi accogliamolo con un grande applauso, quartiere Castello. Forse c'è un problema di microfono, scusate, prendo il microfono.
Dicevo, il quartiere dell'uomo, il quartiere della Stella Oro, 8 punti. Si prezza del volo dell'antica nobiltà dei Bengati, campo blu, la fascia oro accompagnata in campo dalla Stella d'Oro a 8 punte, in punta da 3 spade pure d'oro. Con riferimento alla piazza maggiore, il quartiere abbraccia la parte della città orientata alle mura di porta esterna e al borgo attorno alla cattedrale della città e della diocesi di Belluno Feltre. Si estende a sud con le regioni di Villaga, Tomo e Mugnaia. Vanta l'insegna nobiliare delle potenti famiglie degli antichi montani, di Contano, di Marcanovo e da Mugnaio. Il quartiere Duomo ha conquistato nella sua storia 13 pali della città di Feltre ed è l'ultimo quartiere vincitore, ha infatti vinto il Paio del 2022. Signore e signori, il quartiere Duomo.
Signore e signori, a voi il quartiere Portoria. Ed è tempo per l'ingresso del quarto quartiere che compone lo scacchiere Palio Scamperte, ovvero Santo Stefano. Anna di Rosso con la caccia d'oro della famiglia del Corno, lo stemma e i colori della nobile famiglia rappresentano lo stato del quartiere, appunto oro con la caccia d'oro in campo rosso. Il quartiere si identifica con la parte nord-occidentale della città, partendo dalla piazza Maggiore, scende via dell'Inghilterra sino a Porta Imperiale, con la parte destra di Agua Castaldi. Punti importanti del tessuto cittadino per il quartiere sono la zona del Foscari e le frazioni di Moe, Lameni, Fava e Pregna. Sono proprio del Santo Stefano le aree degli antichi e nobili casati degli Alpino, Chiario, Dorati, Venezzano e Castaldi. Signore e signori, Santo Stefano! E quindi ora arriviamo al momento solenne, solennissimo della sfida delle cellule. Ne abbiamo sentito tanto parlare, ne abbiamo letto sui giornali del Club 2023 realizzato da Francesco Tullio. Ora, accompagnati da tamburini sbandieratori della città di Venezia, con il direttivo arriveranno proprio 15 manoni seguiti dal braccio per lo schieramento e poi l'inizione della gara. Chiedo quindi a tutti e quattro i quartieri di suonare un'unica melodia, ci dà il castello con la ciccia per accompagnare questo corteo che vedrà anche poi i presidenti e le loro dame dei quartieri. E quindi vi aspettiamo con questo inno solenne che ancora una volta celebra che noi siamo senza, ma siamo un'unica città, tutti insieme, anche questa sera.
Allora, sono entrati gli sbandieratori e tamburini in pianine del gruppo sbandieratori Città di Feltre, che tra l'altro poco fa abbiamo premiato in Piazza Maggiore in occasione dei 40 anni di attività. E poi, li conoscete tutti, ma vi presento da destra a sinistra, Francesco Tullio Altana, che è l'esecutore del drappo 2023, che tra poco avremo il piacere e l'onore di integrare, il presidente dell'Associazione Pagina Città di Feltre, Eugenio Bambino, i presidenti dei 4 quartieri con le rispettive dame, Francesco Lara, Nicola Cittadella, Davide Riva e Paolo Rigoni, il presidente del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, Luca Gianella, tutto il direttivo dell'Associazione Fabio, Emanuele Sassetti, Argenti, e l'assessore all'amministrazione del comune di Feltre, Lorenzo Zatta, e il vice sindaco Claudio Malapalma. Grazie a tutti per essere presenti al nostro museo storico di questa sera. Allora, Presidente, direi che è arrivato il momento tanto atteso. Sapete che prima di immergerci nei lavori, nella sfida delle certe, c'è questo momento attesissimo che è esattamente quello di conoscere il drappo per cui i 4 quartieri si sfideranno quest'anno. Io invito il maestro Altana ad avvicinarsi al drappo, mentre il gruppo sbandieratori con un rullo di tamburi rende maggiormente solenne questo momento. È grande attesa. Accompagniamo tutti con un bel rullo di tamburi, Presidente, Maestro Altana, vediamo il palio 2023. Ecco il palio 2023, il drappo prezioso che fa fatica a svelarsi in tutta la sua bellezza, ma alla fine eccolo qua, il drappo 2023 dipinto dal maestro Francesco Tullio Altana. Maestro, grazie, lo vedo per la prima volta e devo dire che sinceramente mi piace molto. Ad un artista forse non si chiede mai come è nata quest'opera, perché poi le motivazioni che ci sono sotto sono molto spirituali a volte, no? Però che cosa ci vuole dire con questo drappo? Direi che l'ha fatto molto bene. Cosa ne dite? Cosa vi sembra? Lei la conosciamo tutti come maestro della vignetta, ok? Qui mi pare che ci sia un tratto da vignettista, ma anche molto di più. Però vediamo un castello, quindi la venuta da Piazza Maggiore con la statua delle statue di Piazza Maggiore. La luna è la stessa, perché questa visione diciamo notturna? Ci sono, no? Le vedremo sicuramente sabato prossimo in occasione delle prime 2 sfide che ci saranno in piazza. Grazie maestro, lei oggi è stato il campionatore per la presentazione, ci ha detto di essere stato anche a volte aperto, ma che c'era passato un po' discusso, diciamo. Le chiediamo un giudizio spassionato sulla nostra città per quello che ho visto oggi. Grazie del suo parere, grazie di nuovo al maestro Francesco Tullio Altana per questo meraviglioso drappo 2023.
qui anche il palio non sarebbe il palio replicato in 4 gare da tutta la primavera che sta intorno, sarebbe ovvio lo stesso, si dà il palio molto più, è un coinvolgimento della città, è solo, è una dimensione del grande attaccamento alle proprie radici e al proprio territorio. E abbiamo capito che Altana, per quello che è, per quello che ha rappresentato, per quello che rappresenterà, fosse il nostro narratore perfetto per quest'anno. Grazie Presidente. Ricordo a tutti che domani sera alle 20:45 all'Opera Cinema c'è la possibilità di incontrare il maestro Altana, sarà proiettato il film sulla vita, più che altro sull'opera del maestro Altana, mi chiamo Altana Fabio Vigliette, con il regista Stefano Consiglio che ho visto tra noi, salutiamo e ringraziamo, avremo modo domani sera di approfondire la conoscenza e insomma sarà una serata molto divertente ma anche ricca di spunti interessanti, quindi vi ricordo domani sera alle 20:45 all'Opera Cinema. Direi però Alessia che è doveroso dare la parola anche all'amministrazione comunale, Comune di Feltre, qui rappresentata dal vice sindaco Fabio Dalla Torre. Grazie, buonasera a tutti. Passo dopo passo ci stiamo avvicinando ai momenti clou di questo spazio. Sarà una sfida importante, sappiamo che mesi e mesi di atleti che si possono trovare si stanno preparando, l'impegno è stato tanto, in tanti che hanno avuto modo di preparare i loro allenamenti. Per cui l'augurio che l'amministrazione può fare è che anche questa sera figlia il migliore, ma soprattutto che a conclusione di questa serie di manifestazioni, di questo grande evento, a vincere possa essere la città di Feltre, unitamente ai suoi 4 fratelli. Grazie al sindaco. Siamo arrivati a un Natale, noi sappiamo il direttivo della sezione città di Feltre e salutiamo i rappresentanti dei quartieri, rimangono qui su Santo Solone perché sono parte della teoria di Cicissa con l'assessore insieme a Eugenio Tamburino e ci prepariamo per conoscere l'altra parte della giuria, la giuria tecnica e anche per estrarre l'ordine di partito. Grazie Alessia, grazie, potete uscire dal campo di gara, noi entriamo nel vivo della nostra competizione, ma ricordo ancora per chi avesse... Salutiamo anche Maria De Filippi, giudice musici, accompagnata da Silvia Giannesi, giudice musici e Filippo Pitti, giudice musici. Arriviamo quindi ai giudici di Isma Lavori, Federico Graziani, Tommaso Pavani e Giovanni Pellica, che è presidente di questo colorato, Gianno e Giovanna Brutto. Ecco la giuria tecnica che indicherà le esibizioni, o meglio, le performance dei nostri candidatori e dei nostri gruppi. Ecco, e quindi ci sono delle novità nel regolamento, come abbiamo anche tanto preannunciato, lascerei a te la parola Giovanni per raccontarci cosa valuterete come giuria. Grazie Alessia, grazie a tutti, da parte mia un ringraziamento dalla portata di Santa Filippo del Palio di Natale che ha ricevuto, grazie all'associazione Palio, alla città di Feltre e un grazie ancora più sentito ai ragazzi dei quartieri che oggi ci hanno accolto con grande gioia, gentilezza e con molto calore. Noi, grazie di cuore, davvero. Noi questa sera abbiamo studiato il regolamento che è stato mandato, siamo qui per vedere l'esibizione non competitiva degli under, all'inizio subito appena cominciata la manifestazione, poi ci sarà la novità quest'anno della gara di coppia, quindi l'esercizio che verrà effettuato da
quartiere e accompagnato dai musici che però non saranno in gara, musici che saranno in gara invece l'ultima specialità, quella della grande squadra, dove saranno giudicati sia i bandieratori che tutti i musici. Io faccio un grande in bocca al lupo da parte nostra a tutti i partecipanti e vi ringrazio nuovamente per l'opportunità di essere qui. Grazie. Grazie mille a voi per essere qui, siamo molto onorati e arriviamo al momento di legge per votare, perché ora ci sarà la consegna per Cavalleria dei premi e quindi chiamiamo con il tamburo realizzato da parte dei giudici del quartiere Castello. Ricostruire il silenzio, la partecipazione realizzata da Paolo Luce, premio Coordinata, realizzato da Giacomo Mastro, il quartiere Portoria. Pronti i nostri quartieri a rimettere in gioco tutto. Ogni anno è una ripartenza, una rinascita, si riavvera tutto e ci si mette di nuovo in gioco ed è molto bello, molto sportivo tutto questo. E quindi da qui ora si scrive i giochi. È la volta di procedere all'estrazione degli ordini. Giovanni va a prendere i bigliettini, avremo bisogno di un cappello e nel frattempo diamo lezione a noi che è un bambino del pubblico che si è gentilmente offerto per estrarre l'ordine. Nel frattempo anche noi prima controlliamo che siano iscritti tutti e quattro quartieri, non ci siano, qui abbiamo il quartiere Duomo, Non c'è trucco, non c'è inganno. il quartiere Portoria, il quartiere Sasso Stefano e infine il quartiere Castello. Bene Kevin, sei pronto per la stazione Mescola bene? Il primo quartiere estratto è Primo quartiere Portoria. Primo quartiere estratto Portoria, L'Aquila Biciclette. andiamo per il secondo quartiere estratto. Ricordiamo che questo sta all'ordine di esibizione. Secondo quartiere Santo Stefano. Santo Stefano, secondo quartiere Edifici di Campo di Gara. Terzo quartiere. E di conseguenza anche il quarto. Terzo quartiere è Castello. a cui seguirà il quartiere Duomo. Secondo giorno abbiamo Duomo, perfetto. E Duomo, quindi, grazie Kevin per averci citato la colonna santa. E quindi ora procediamo con proprio una prima esibizione da parte dei gruppi AND, come ha già preannunciato Giovanni. Facciamo accompagnare la giuria, buone valutazioni e buon proseguimento di serata. Noi ci vediamo dopo con la consegna dei premi. Nel frattempo rimangono proprio qui con noi in 4 quartieri il parco di Trette, solo per queste esibizioni altre, e andiamo quindi con il quartiere Portoria. Numero 1 svolto da Francesco Filippo, Molino Caterina Sperata Letizia. Gli altri due quartieri Portoria fanno parte del gruppo da ormai tanti anni e passo dopo passo hanno dimostrato sempre di più la loro voglia di sbanderiare e la loro determinazione. Quest'anno porteranno qui al parapente un numero abbastanza complesso, di cui necessità con una pacca a 2 bandiere. Si sono impegnati tanto durante il corso dell'anno, svolgendo almeno un allenamento a settimana e nell'ultimo periodo hanno allungato il loro impegno per arrivare a questa edizione molto preparati e sicuri. Con la loro voglia singolare di lanciare in aria le bandiere, sperano di regalare un entusiasmante spettacolo a tutto il pubblico presente. Un'esibizione importante che il quartiere Portoria vuole fare riguarda i piccoli atleti che hanno iniziato
che quest'anno avvicinarsi al mondo del ballo. I loro nomi sono Anna Cassotto, Elias Borgatti e Nicole Borgatti, che in realtà sono tre nomi che hanno già partecipato al ballo, ma sono solo testi che il gruppo Chicago Fair quest'anno hanno deciso di inserirsi con il quartiere Cordoba. E infine abbiamo anche la giovane Mariana Secco. Pronti per l'esibizione, il quartiere Cordoba, gruppo Under. Un applauso! Buona sfida delle cellule!
un gesto importante che consentirà di ricordare non solo nei nostri cuori Mary, ma di ispirarci al suo esempio per il bene della città e di tutto il suo territorio. Durante questa serata e anche gli eventi di domani pomeriggio e domani sera sarà possibile contribuire al fondo Maria Cristina Masotto con una donazione. Quest'anno è stato deciso di devolvere il contributo raccolto al restauro della chiesetta di San Paolo nella frazione Petrina appunto. Ai più è noto che la chiesetta persa il soltanto in sesto ha bisogno di lavori e si è intrapresa questa attività anche grazie alla Porta Coperta che sta portando avanti da qualche tempo questa iniziativa, ma forse non tutti sanno che fu proprio bene insieme al quartiere Portonia una delle prime voci a sostenere una firmata petizione online proprio per la causa del restauro della chiesetta di San Paolo. Nel ricordo di Mary questo fondo è un'iniziativa che desideriamo evidenziare e che quest'anno è destinata alla chiesetta di San Paolo, ma poi nei prossimi anni rimarrà con altre destinazioni. Per qualsiasi informazione info@spagnodigiteltre.it, cercate all'uscita questa sera e domani durante le iniziative un raccoglitore dove sarà possibile dare il vostro contributo ad un'iniziativa importante nel ricordo di Maria Cristina Masotto, a cui io vi invito a rivolgere ancora un caloroso applauso. Grazie mille Nicola per aver portato questa importante iniziativa, importante e per davvero molto bella. Io ti ringrazio per essere stato qui insieme a me, ma non scappare che Io intanto mi accomodo e poi ci spieghiamo. E noi andiamo avanti con una seconda esibizione con un numero Allen del quartiere Santo Stefano. Facciamo un applauso! Anche la amministrazione del quartiere Santo Stefano è inarrestabile e per alcuni sbagliatrici del gruppo Allen sarà proprio questa la prima esibizione pagliarista, prima edizione. Salutiamo quindi il gruppo Allen del quartiere Cordovano, Carlo Rosso, Gioia, Anna, Lidia, Angelica e Giulia. Un applauso. La prima parte dell'esibizione sarà la coppia Addio Bandiere con figure realizzate da Lidia e Giulia. Seguirà un cerchio che vedrà partecipare Anna, Alessia, Gioia, Angelica e Cristina. Un buon quindi primo paio e esibizione della celebre alle New Entry e buona esibizione a voi tutti. Diamo agli spettacolo! Vieni, occhio che c'è la birra là.
e facciamo un saluto all'istituzione Angelo nel quartiere Castello. Il gruppo Angelo nel quartiere Castello ogni anno punto di nuovi eventi. Si compone di 10 giornate durante il corso dell'anno dall'insegnante Patrizia. Questa sera il gruppo Angelo si esibirà in 3 diversi numeri. Vedremo una piccola squadra composta dalle più giovani, Emi, Alice e Matilde, seguirà la coppia di Andrea e Elena e a concludere avremo i veterani del gruppo, Elisabetta, Arianna e Giulia, che
del Valle di Trento. Davvero bravi, complimenti a tutti, facciamo sentire il nostro calore con un bel applauso a questi ragazzi che hanno dato prova di sé.
spettacolo pirotecnico. Il programma di domenica lo ricordiamo dopo perché credo che sia tempo dell'ingresso del primo quartiere. Esattamente, adesso andiamo proprio a fare l'attività di quest'anno che sono le iscrizioni di coppia. Entreranno uno ad uno i quartieri, il primo quartiere centrale Tortoria, e prima di farli entrare, perché si accompagneranno proprio con la musica, vi chiedo qual è il numero che andremo a vedere, il numero tecnico complesso che
al Palaterra, il portiere Santo Stefano. E quindi accompagniamo con un grandissimo applauso il portiere Portone. Lo torneremo dopo con le ultime dalla squadra. È la volta del turno di coppia del portiere Santo Stefano che si prepara ad entrare. Quest'anno con il ritorno di questa sfida recente e della richiesta da parte della giuria il numero di coppia, il portiere Santo Stefano porta qui al Palaterra un'esibizione interamente scritta da Dylan e Kevin, che saranno gli atleti che parteciperanno. Tecnicità, precisione e innovazione sono tre obiettivi che hanno scelto questi due atleti per descrivere questo lavoro. Auguri quindi a Tina e Kevin per una buona sfida alla ricerca del trionfo dei colori del portiere Santo Stefano.
Quartiere Sant'Estella di Cammina. Facciamo un applauso. Bravi ragazzi di Sesto Stella. E quindi mentre il quartiere Castello si prepara, noi abbiamo lasciato un discorso in sospeso, cari amici. Noi eravamo rimasti in debito del programma che poi quello blu conclusivo di domenica 6 agosto. Naturalmente alla mattina la tradizionale messa di ringraziamento, di con la benedizione dei cavalli al Duomo di Ventre, poi appuntamento dalle 15:30 per il corteo storico e l'arrivo del Prate Nuovo, dove si terranno le ultime competizioni, ovvero il nostro della corsa dei cavalli per la situazione del Palio 2023. Sì, si stanno mascaldando perché questa commissione ce lo aspettare. Frema il castello, frema. E quindi andiamo a presentare l'iscrizione di coppia del quartiere Castello. Abbiamo qui al parterre Matteo Solino, una coppia il cui numero evidenzierà le loro capacità acquisite in molti anni di allenamento. Sarà un numero a tre bandiere di difficoltà media con scambi doppi e coreografia intesa e eleganza. E quindi ora lasciamoci travolgere dalle bandiere e
tutti i leoni, qui ci sono leoni del quartiere Castello che hanno un certo loro quanto di sfida per la coppia. Vi ricordo nel frattempo che all'ingresso della grandinata lato spogliatoio c'è il pacchetto con i gadget del pagno di pelle, quindi se per caso non vi siete ancora accaparrati di magliette, il berrettino o quant'altro, che avete la possibilità di portarli a casa e poi nel prossimo giorno di sfida magari il brand del pagno città di pelle. L'abbiamo detto più volte, ma vale la pena ricordare che questo programma di candidatori ha da quest'anno un'introduzione speciale. E facciamo quindi parlare qualche uomo per il suo numero di coppia. La stella 8 punte fa proprio ingresso sul campo di gara, il quartiere d'uomo per la sfida di coppia. Per il vecchio uomo scendono qui su Paraterra in piazza, nella nostra piazza per questa sera, Alessandro Calpugno e Daniele Paolo. Atto e dritti, con un numero dinamico, ricco di passaggi complessi, che richiedono veramente molto allenamento, concentrazione e perseveranza. La combinazione e la singolarità nei movimenti, il portamento e nei lanci sono stati il punto focale delle loro prove e questa sera faranno tutto per dimostrarlo. E quindi forza nuovo, buona sfida Alessandro Daniele e buona visione a voi tutti!
porta mai buone notizie, nel senso qualcosa da dire. Eccolo là. E ne approfitto nel frattempo per ricordarvi che anche quest'anno, collegato al Palio di Città di Feltre, c'è il concorso fotografico Il mondo del Palio, a cui potete partecipare tutti con uno scatto, anche con lo smartphone, non è necessario una macchina professionale, per catturare qualche momento particolare di questo Palio che mi è rimasto particolarmente impresso. Un volto, una bandiera, un gruppo, un cavallo, qualsiasi soggetto va bene. E grazie agli amici dell'associazione Cube che collaborano per la realizzazione di questo concorso fotografico, che avrà poi una sua premiazione appunto passato dal miracolo. Io voglio un grande suggerimento a tutti, perché l'anno scorso venne una foto magica a Natale, come il primo ricordo che avevo per la giornata con l'amico, quindi allora se tutti si andranno a ricercare. Basta, ho dato, allora spero di qualcun altro provi magari un soggetto, direi che il Palio è un mondo ideale per chi è a caccia di scatti fotografici, perché davvero basta girarci in qualsiasi angolo e tutto può essere occasione di venire. Ma guarda, i momenti sono davvero tanti, ognuno ha una sua caratteristica, perché se siamo presenti alle centro, tutte quelle del venerdì sono un momento di grande socialità, di festa, che il Palio è anche questo. Il sabato sera in Piazza Maggiore è una magia per certi versi unica, perché lo scenario è fantastico, ci sono le luci, i colori, la tensione della sfida con la precisione e il silenzio del tiro volato, e poi invece il tipo di diavolato della staffetta e quello spettacolo pirotecnico, e poi domenica naturalmente con la grande conclusione della corsa della cavallo che è stata liberata. Sono infiniti i momenti di emozione del Palio di Feltre, e credo che la sua forza sia proprio questa, che ad ogni anno c'è motivo per festeggiare e per provare la tensione. Io anche tra i primi che ci sono stati bambini, vorrei ricordare una notte molto particolare, che si chiama le 15 di domenica, nella biblioteca regionale, con tantissimi bambini, quindi tantissimi invito a partecipare, anche perché è proprio un momento magico, all'interno della cittadella, perché è una vista di tutto, tanto che fare, Per qualche ora probabilmente sì, il Palio va bene da 0 a 99 anni, quindi diciamo che non ci sono controindicazioni di sorta. Il nostro Andrea ha fatto segno col pollice alto, vuol dire che siamo pronti. Ecco, io vi voglio segnalare l'importante iniziative per entrare nel corso dell'anno 2022-2023 del partito, in particolare segnalare con la contratti della serva, dove riescono a portare per partecipare agli spettacoli dell'anno storico del Palio di Milano. I ragazzi del quartiere volontari hanno aiutato l'organizzazione della terra ferita, collaborando per la buona riuscita dell'evento, ma anche tantissimi altri collettivi cittadini, come Gazzette del Brunello per il ritorno alla tradizione. In totale quest'anno ben 11 eventi per questo quartiere, rispondendo a ciascuno di essi un grande successo. Ho chiesto a ricordo ai quartieri quando partiremo vogliono fare. Mi è stato risposto che il gruppo di femministi amministratori del quartiere Borgogna ci tiene a ringraziare il presidente Dario Riva e tutto il consiglio del quartiere per questa buona collaborazione che nasce dall'ascolto, dalla condivisione e dalla sinergia tra di essi. Un ulteriore
pubblicità di voci che si cercano di dare tanto di vigilismo, una chicca che proprio il quartiere già aveva voluto finire per darci grande emozione. Eh sì, salutiamo l'Aquila Picicite di Portonia, la corsina giallonera l'abbiamo già sentita su curva, davvero bravi ragazzi, un numero molto spettacolare. Salutiamo Portonia che esce dal campo di gara per quanto riguarda la competizione della stessa squadra. Ed ecco i fisicamente, perché per loro è finito questo servizio, sono appunto su serio, quartieri e questi sono stati ancora esistere secondo me il numero della grande squadra. Ed è quindi la volta tra il quartiere Santo Stefano. E il coro di Santo Stefano per la gara della grande squadra. Ecco, nell'anno 2022-2023 il quartiere Santo Stefano ha organizzato Signore e signori, la grande squadra di quartiere Santo Stefano.
Mediterranea,
sorridere, è una cosa che è molto originale insieme all'interno della coreografia. Assolutamente sì, mentre esce il castello e viene accolto all'uscita dai propri compagni e dai propri controllori, c'è proprio il momento del relax dopo l'ultima esibizione. Tu sicuramente non è il relax, ma l'adrenalina a 1000 è l'ultimo quartiere a proporre l'ultima esibizione di questa
E così comincia tutto, così convincerci sempre Capolini, Anna Navarra che è responsabile di questi cambiamenti, Anna Dicciati, Emily Gianluca, Valeria Alessandro, Davide, Castellana, Donna, Emiliano Ambrosini, Valeria Giuliana Leone, Alessandra Vannuto, la responsabile organizzata da Martini, Bressolani, Sassi Aguglio, Cristian Rendi, Emile Bias del Girano, delle Valdaline Cittadella. Il continuo ci lascia Girone di Costa Rica, Cagliula, Torniello, Giulia, Rossina, Garetto, Messi, Pavano e del popolo stellare Rossini, Zacca. In questa posizione della nostra pensionista sotto l'alto pubblico questa storia, così ci molto bella, molto intensa, con numeri diversi tra loro, ma tutti entusiasmanti, qualcuno con squadre più esperte, qualcuno con squadre più giovani, evidentemente il bello è questo. Adesso credo che la nostra giuria sarà per alcuni minuti al lavoro per stilare le classifiche in base alle quali andremo a fare le premiazioni. Sappiamo bene che scegliere non è facile, perché ci sono da tenere conto tutta una serie di elementi, la combinazione, i colori, le musiche, l'innovazione, in un certo senso anche la novità rispetto alle sessioni dell'anno scorso, quindi non è un compito facile, ma mi pare che i nostri studi sono stati molto attenti durante tutta la serata e quindi siamo certi che faranno una scelta migliore. Volevo ricordare al nostro pubblico che anche la curiosità che tutti non sanno per quale motivo questa gara prende il nome di sfida delle cernere, cioè che cosa sono mai le cernere? Qualcuno avrà avuto la curiosità, sarà andato a vederlo, l'ho fatto anch'io. Ebbene, le cernere erano delle squadre di combattenti, specialmente delle milizie territoriali, che ai tempi della Serenissima venivano approntate solitamente chiamando le armi i contadini, coloro che applicavano i contadi, per far fronte al nemico di turno, per scendere in battaglia, una sorta di chiamata alle armi, di missioni che venivano utilizzate in particolari momenti. E quindi queste cernere erano delle
sinceramente mi sento di dire che uno dei problemi che poi di perdere non hanno è quello di quel momento. Infatti, questa è veramente una manifestazione trasversale di qualità, basta guardare proprio ai livelli del pubblico quante persone saranno che proprio si sente privare. Questo è ancora una vittoria interessantissima per il Partito Socialista che parla oggi, che abbiamo riportato durante la conferenza di presentazione, quando questi sono un momento molto importante, molto importante, ma quando questo crescendo sta diventando lo standard della femminilità nel Veneto, in Italia e nel mondo, perché comunque c'è questa serietà, perché in questo momento siamo venuti dall'alba e da tutto il mondo, perché internet ci si può mettere quella in questa sera parte, proprio per vedere vicino l'emozione della sfida dei cittadini. Facciamo un saluto proprio per i nostri amici che ci seguono attraverso i canali social, le pagine del Fabio di Terra, ovviamente chi è venuto a seguire questa diretta. La Bibbia nero lo nominiamo e lo ricordiamo perché la vestire una regia velocissima che proprio era proprio vero numero che era la terra e che ci siamo trovati qui. Anche questo è una particolarità che è stata che volevo anche proprio diventare, ricordare. Questa non è la pratica dove i quartieri hanno fatto delle prove, dove i quartieri hanno potuto sperimentare l'aria, proprio gli spazi, quindi tante difficoltà di queste strade sono dovute al ruolo della cittadinanza. Assolutamente sì, se immagino un atleta che si prepara magari per la prossima sulla pista e poi all'improvviso si trova a dover affrontare una gara di impatto scenario, ma i nostri sbagliatori, i nostri cittadini hanno dimostrato di saper affrontare bene anche le difficoltà e direi che c'è davvero motivi per guardare il puro puntualizzazione, ripetere quello che dicevamo prima e poi l'università soprattutto di tutti i campioni sbagliatori. Veramente gli anni è proprio riduttivo, alcuni erano veramente pieni da dire, ma con una passione, una vita e una forza che sono straordinarie. Io credo che qui probabilmente abbiano una terrene i genitori che magari sono da anni, sono anche del padre, sono proprio le aioli, hanno sfidato nel corteo storico e respirano quest'area al potere. Sicuramente è un'ottica generazioni e generazioni di bambini una comunità che gioca nel nostro corpo storico, no? Ci sono tante storie che vedono magari gente per partecipare al corpo storico, però tante volte questi posti di patrimoni che sono limitati e proprio vediamo anche un passaggio diverso dell'interno all'interno del corpo storico. Ma a proposito di storia, tu lo sai anche il Pellegrino è una grossa fatta per il vino. Risale al 1517 lo statuto di Guglielmo del Pellegrino. Quest'anno, a proposito dei bambini, ci sono due bambini, una rossa e una rossa. Sì, ci sono due bambini, proprio pensate, secondo me,
Come no? Non diamo il nome di tutti gli attori. Quindi io sono utili proprio
quindi ci sarà per chi vincerà questa competizione un piatto dentro, coloratissimo, meraviglioso, con 4 piccoli dipinti che richiamano un po' i simboli di questo quadro di frecce, piuttosto che piedi alato per la presentazione del cavallo. Meraviglioso e veramente vale la pena anche venire a vedere le gare del Parco proprio per vedere qualche vincitore che ha davanti tantissimi premi che sono una vedere unica e rara. Grazie Fabio per questa cosa e Grazie Fabio Luigi, il nostro direttore artistico di applauso perché Fabio veramente si considera per la musica e la passione con cui mi segue sotto il palco, si vuole con passione. assolutamente la gente si parla e la gente che parla veramente di tutto. Qualche interventata, fare per organizzare un momento perché veramente ha fatto un lavoro molto di persone che fanno sicuramente una fa e portando non solo la competizione fatta di divertirsi con qualcosa di bellissimo. Assolutamente. Vedo che i nostri giudici stanno Ci siamo. forse quasi vediamo il presidente che si sta ancora confabulando, ma io darei sai che foto, per ricordare quello che sono stato Va bene. e io ero un po' preparato come volete l'altro volontario perché siamo alla 44esima edizione. Pensa, e ricordiamo i vincitori, non in senso di regali tutti, ma ricordiamo come l'ingresso di quartieri all'inizio, Portoria che ha 7 pagine proprio al vivo. Portoria si fa sentire, Portoria? Con 9 pali al proprio attivo c'è Santo Stefano. E con 13 pali al proprio attivo, detentore del palio 2022, il quartiere del Duomo. Mentre questa classifica ad oggi è guidata con 14 vittorie da Castello. Ma come sappiamo, tutto quello che è passato non conta più niente. Assolutamente no, non in funzione perché veramente i ragazzi sono nel clima della sfida, nel clima della sfida. Agitazione, eccitazione, adrenalina, tanti adrenalina e tanta cavallo di testa, ma anche di concentrarsi, sempre l'obiettivo. Alessia, credo che tu volessi ricordarci che il palio, ormai da parecchi anni, è anche palio su sue ruote. Assolutamente quest'anno con competizione intitolata Volontari del gruppo della Celeste con preciso pagamento del 6 di agosto, detto a carattere del volo. Quindi ricordiamo che questo strumento di Alberto, associazione Ipsis e dell'intero della bicicletta di Cenaggio che viene proprio organizzato dai volontari che si mettono a disposizione del palio e della prospettiva. In buona sostanza, nella giornata del 7 di domenica mattina, poi troverete tutte le elucidazioni sui nostri social, sulla parte del ciclo palio, che è una pagina Facebook mi pare proprio, ci si trova assolutamente la parte di fare il nostro fare e poi c'è una biciclettata assieme alla scoperta del territorio, della città di Ventre, di alcuni luoghi tipici e caratteristici del palio, per respirare insomma anche su due ruote poi il sapore di questa competizione stracittadina che prevale davvero tutta la città
positivi e anche i segni del campo. Allora noi, ecco qua la giuria che si avvicina al nostro banco, segno che il danno è tratto. Per questo momento solenne. Eugenio Tamburino, presidente del Paio di Peppe, come è andata questa sfida del centro, visto che si sono trovati anche i resti del giurato? È stato difficile giudicare le scuole dei ragazzi perché sono molto Innanzitutto un complimento per i giovani, non è stato facile scegliere perché le scorse sono stati tutti molto preparati e hanno dimostrato soprattutto che questi stessi sono molto impegnati, quindi complimenti veramente a questi ragazzi. Grazie Assessore, quindi essere per la prima volta in giudice della sfida delle cellule. Entusiasmate, abbiamo detto che alla fine dopo 7 minuti i ragazzi e le ragazze erano affaticati, quindi si è trattata sicuramente di un'esibizione molto intensa. Complimenti a tutti. Grazie. Allora noi ci spostiamo proprio qui vicino al campo, adesso chiamiamo anche il nostro Allora, andremo prima a premiare i tamburini, poi i sbandieratori, leggeremo, lo dico per conoscenza di comunque del quartiere, il quarto, il terzo e poi diventeremo il primo quartiere. So che ci saranno alcune agitazione e poi vedremo anche il punteggio del successo. Allora vi ricordiamo, 3 sono le categorie premiate, musici ovvero tamburini, sbandieratori e poi la combinata che è esattamente il mix delle 3 discipline, d'accordo? E quindi Giovanni a te la parola. Al quarto posto con 6,9 quartiere Santo Stefano. Santo Stefano al quarto posto per quanto concerne la categoria musici. Al terzo posto categoria musici con 9 punti,3 quartiere Castello. Castello al terzo posto nella classifica musici tamburini. Vince la categoria musici con 15,4 punti, il quartiere Duomo.
punti si aggiunge alla prima competizione della sfida delle cellule, quella del giudice maschile, e passiamo agli sbandieratori. Categoria sbandieratori, al quarto posto con 22,3 quartiere Duomo. Al terzo posto con 23,8 quartiere Santo Stefano. Al primo posto, con uno scarto di 3,3 secondo e con un punteggio di 25,4, vince la categoria sbandieratori il quartiere Castello. Complimenti ai ragazzi di Castello che si giudicano la categoria sbandieratori e si portano a casa la bandiera simbolo del trofeo. Dobbiamo dare due davvero una battaglia esclusiva di lana, tra il primo e il quarto ci sono 3 punti di differenza, quindi questa è veramente una battaglia all'ultimo secondo. Mi dicevi che avete utilizzato un approccio molto matematico proprio per dare questa valutazione di matematici cosa che repiti in particolare di un quartiere vincitore dell'altro. Allora, facendo un esame di uscito dai precedenti, soprattutto io cercavo di cambiare dai precedenti, soprattutto quelli in questa classifica in particolare, quartiere Castello, la migliore posizione, perché a livello di coreografia, le migliori coreografie, tecnicamente la prossima vittoria alla definizione del Castello, questo piccolo. Sincero, ero concentrato su sbagliare poi questa considerazione bisogna fare una domanda ai giudici perché fanno su una parte delle cose che sono state confermate per essere abbastanza concentrati. Assolutamente, beh, come abbiamo di nuovo la giuria si va proprio anche di questi Grazie alla giuria che ha fatto un lavoro veramente molto attento. Ringrazio i miei compagni di aula di questa sera, i giudici Filippo, Maria Letizia e Silvia, con me alle bandiere Tommaso e per il storico Alessandra. Io direi che li possiamo anche chiamare qua, no? Potete venire qui con noi, visto che avete finito di lavorare, credo, almeno per adesso, e quindi ci fa piacere avervi qua con noi. È giusto il momento in cui si sente la presenza della Compriamo delle camere nascoste. e quindi andiamo a fare questa classifica. Allora, classifica combinata al quarto posto con 15,5 quartiere Santo Stefano.
Al terzo posto con punti 20,5 Quartiere Duomo. vince la classifica combinata con 22 punti,6, quartiere Castello. Complimenti davvero a tutti, io chiedo un ultimo applauso a tutti i ragazzi che sono affrontati questa sera nelle sfide per questa competizione eccellente. Presidente, auguriamo a tutti una buona notte e riposo per le ore che sono appena finiti. Credo che sia stato un grande Mario e buoni
Adesso stacco.